Oggi 65esimo convegno dei ministranti, una giornata che precede come ogni anno il Giovani in Festa, ma che vede coinvolti i più piccoli, ma non solo. Sì, è un appuntamento che fa parte della nostra storia, della nostra tradizione. Ogni anno il 25 aprile si radunano tutti i chierichetti della diocesi, è vero, coincide quasi con i Giovani in Festa, sono questi due momenti che vedono insieme oggi i bambini, i ragazzi e poi il giorno 1 i giovani della nostra diocesi. È un momento molto bello perché vedere tutti questi ragazzi che quotidianamente servono all'altare, che comunque sentono il bisogno di avvicinarsi in chiesa è un messaggio molto forte. Ecco, vediamo la loro gioia, la loro freschezza e ci lasciamo coinvolgere anche noi da questo loro entusiasmo. Tra l'altro il Vangelo ci chiede di diventare come bambini e oggi impariamo da loro. Don Francesco, lei è l'organizzatore di questa giornata, quali sono i momenti? Innanzitutto voglio iniziare con un grazie, perché vivere questa giornata per me rappresenta tanto. Rappresenta innanzitutto una gioia di incontrare i piccoli della nostra Chiesa di Agrigento, perché domani saranno gli adulti delle nostre parrocchie e delle nostre comunità. È un evento che già si svolge da 65 anni, ma pur avendo una certa età è sempre giovane, perché i protagonisti appunto sono i bambini. Ogni anno il nostro convegno sviluppa un tema, quest'anno abbiamo incentrato l'attenzione sulla parola, in modo particolare sulla parola che crea, sulla parola di Dio, che crea appunto attraverso la sua parola, una parola che ci nutre, che illumina il nostro cammino di fede e che poi ci invita ad annunciarla, ad essere annunciata a chi ancora non la conosce. E attraverso la gioia dello stare insieme, attraverso il divertimento e i giochi, ai bambini viene appunto veicolato questo messaggio educativo. Colgo anche l'occasione per dire un grande grazie innanzitutto al nostro Vescovo e poi a tutti gli organizzatori che insieme con me svolgono la giornata, i seminaristi, i vari gruppi giovani che mi vengono a collaborare. Quindi veramente ho un cuore pieno di gioia, il mio, perché quello che avviene non è opera umana ma opera di Dio. Don Luca, cosa si prova a vivere questi momenti, in questo convegno, dopo che lei da piccolo faceva il chierichetto e partecipava a questi convegni e adesso appunto è sacerdote? È un appuntamento immancabile che ogni anno rinnova la gioia di aver fatto questa bella esperienza nel passato quando anch'io ero bambino, e da lì è nata la mia vocazione al sacerdozio, dove svolgevo il mio servizio di ministrante nella mia parrocchia per circa 5 anni e da lì è maturata poi la scelta, e stando accanto al mio parroco è maturata la scelta di diventare sacerdote.